Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace e l'amore di Dio nostro Padre,
e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Caro Don Egidio, oggi la nostra comunità vive una gioia grande. Festeggiamo i santi patroni, gli apostoli Pietro e Paolo, in comunione con la Chiesa universale, con il Santo Padre, il Papa Leone che è a Roma. Santi apostoli Pietro e Paolo, colonne della Chiesa. In questa stessa festa lodiamo il Signore per un altro dono straordinario, i tuoi 60 anni di sacerdozio. Il 26 giugno 1966 rispondevi il tuo "Eccomi" al Signore. Da quel giorno la tua vita è diventata un dono per il popolo di Dio, un dono che ha toccato da vicino anche questa parrocchia, che hai guidato come pastore stimato e amato dal 1993 al 2000. Oggi raccolgo la tua eredità in questa comunità, custodisco il bene seminato nei tuoi anni di parroccato, soprattutto quello nell'oratorio per il quale ti sei speso instancabilmente tra mattoni e malta. Tutto questo per l'impegno e la dedizione ai giovani che oggi ancora ti ricordano. Per questo, a nome mio e di tutti i fedeli, ti do il mio gioioso e il nostro gioioso benvenuto in questa comunità, o meglio dire il bentornato in questa comunità. Grazie per la tua fedeltà, per la tua sapienza e per la tua paternità spirituale. Chiediamo a San Pietro e a San Paolo di proteggerti e di proteggerci sempre. Il Signore ti colmi della sua gioia e della sua pace. Benvenuto in queste comunità. Grazie Don Davide, è una gioia di essere qui e ti ringrazio per quello. Venire a celebrare ora l'Eucaristia come anni fa con voi, quindi a vivere questo vero amore di Dio in modo concreto, non fisico ma reale, spirituale. Ci guidano gli apostoli Pietro e Paolo che invochiamo mentre entriamo in questo mistero che è l'Eucaristia, allargando il nostro cuore e il nostro visuale, anche abbracciando tutto il mondo, prima tutta la parrocchia, soprattutto gli anziani, i malati e i bambini, poi tutte le famiglie con le loro problematiche, le loro gioie, le loro sofferenze, e poi tutti voi che vi vedo proprio con tanto affetto. Siamo tutti peccatori per fortuna, nessuno è escluso, e allora insieme diciamo al Signore, ecco, che ci accolga e che ci renda poi come Lui vuole. Confesso a Dio Onnipotente che ho molto peccato in pensieri, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, e sorelle, di pregare. Signore, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria, gloria, in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Santi lodiamo. Dio del cielo, Dio Padre onnipotente,
et in terra pax omnibus bone voluntatis. I peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Ed in solo il Santo, solo il Signore, tu solo il testimone di Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Gloria, 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 in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Preghiamo. O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità di Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali hai ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalle mani di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Canterò per sempre l'amore del Signore. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Canterò per sempre l'amore del Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia. Ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente che dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente.
E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Quello che dicevo all'inizio, che è un piacere e una gioia essere qui, lo confermo e dico grazie a Don Davide. Quando mi ha proposto qualche tempo fa, gli ho detto, penso di sì, ci vengo volentieri. A vivere con voi un momento della nostra vita. Siamo ormai alla fine di questa giornata, 29 giugno del 2026, quindi un'altra riga della storia della nostra vita, la stiamo scrivendo e anche chiudendo il discorso. Mentre il Signore chiede anche a me e a voi, cosa pensate voi di me? Chi dite che io sia? La risposta di Pietro dal punto di vista catechistico è perfetta. Tu sei il Cristo e figlio di Dio. Ma a noi è chiesto non soltanto una risposta che si dà al catechismo, ma una risposta della vita. Mentre scendevo a venire a celebrare, mi sono chiesto anch'io, ma dove vai? Perché vai a celebrare? Che rapporto vivi? Come rispondi a quella domanda? Per te, chi sono? È una domanda che devo ripetermi non solo una volta, ma tante volte, perché la fede, la risposta di fede, che supera la risposta della catechesi, impegna la vita. Una vita che è abbastanza impegnativa, anche in questo tempo, anzi, sempre di più. La situazione di Pietro in catene, nella sua paura, la viviamo anche noi. La paura tiene in catene. Non è la fede la paura. Come viviamo allora il nostro tempo, questi giorni anche della nostra vita? Il Signore dice, lo dicevo anche ieri nella celebrazione a Melle, non aver paura, alzati, cammina. Sono risposte che Papa Francesco suscitava sempre. Ma anche noi questa sera, chi sono io per voi? Chi è Gesù per me? Per me, dopo 60 anni di sacerdozio, è sempre una cosa nuova. E direi che comincio a credere sempre di più, nel senso che vedo un po' con più chiarezza che il Signore è il lavoro sempre. Le catene non lo fermano. L'importante è che abbiamo fiducia in Lui.
come l'ha avuto Pietro dopo che si è reso conto di quello che succedeva, come è convinto l'Apostolo Paolo, che abbiamo sentito la sua adesione, la sua forte fede nel Signore. È la fede che illumina, che dà senso alla nostra vita, che sostiene la nostra vita, che ci aiuta a cacciare via la paura. Che possa ognuno di noi, ognuno di voi questa sera rinnovare la sua adesione a Gesù. Con tutti i nostri limiti, anche con tutte le nostre paure, con tutti i nostri peccati, e ne abbiamo tutti per fortuna, quindi nessuno è fuori dalla barca. Sapere però che ci ama, ci vuol bene, ci segue, non ci toglie la fatica, certamente, non toglie quell'impegno che dobbiamo mettere noi. Quel Dio che il Padre che è preoccupato del figlio, della pecora smarrita, è preoccupato anche per me, anche per voi, per ognuno di noi. Quel figlio che accetta di donare la propria vita, lo fa anche questa sera, lo fa anche per noi, lo fa per voi. Che possiamo rinnovare la nostra risposta al Signore. Un pensiero così velocissimo poi, queste due grandi figure che sono Pietro e Paolo, che soltanto la fantasia di Gesù poteva mettere assieme, sono due caratteri veramente diversi, eppure hanno un motivo che li tiene uniti, hanno anche sbaruffato, e come no, però la figura di Gesù, la risposta a Gesù, li ha fatti diventare veramente discepoli e apostoli del Signore, il che vuol dire che non siamo tutti uguali, dobbiamo saper mettere insieme le diversità, perché ognuno ha la sua ricchezza, soprattutto in una parrocchia, è importantissimo quello, essere diversi ma in comunione. Allora la gente, come il tempo degli Atti degli Apostoli, vedendo si stupiscono, mantenere allora senza preoccuparsi, senza scandalizzarsi di diversi, però uniti nella fede di Gesù. Allora la risposta la diamo con la vita. Voi chi dite che io sia? Io auguro tanto a questa comunità che mi ha accolto per 7 anni, avevo paura di venire, ci è voluto tutto l'impegno di Don Ovidio e del Vescovo Ravignani farmi scendere, però mi sono trovato bene, mi sono sentito accolto e ricordo con gioia gli anni che ho vissuto con voi, nessun miracolo, nessuna cosa straordinaria, però mi è parso che ci si voleva bene, tutti diversi, tutti il proprio carattere, la propria personalità, però unita dalla fede in questo caso. Allora la risposta che il Signore ci attende la diamo con la nostra vita. Chi dite che io sia? Tu sei la pietra dove vogliamo costruire, e ricostruire e continuare a costruire ancora la nostra vita, ma soprattutto la comunità. E vi auguro con questo tutto il bene immaginabile e possibile. La risposta di Pietro noi la articoliamo con la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono. Aspetto la risurrezione e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, celebrando la memoria dei santi apostoli Pietro e Paolo, colonne della Chiesa, rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera al Padre che compie meraviglie nei Suoi santi. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa universale, sostieni Papa Leone e tutti i vescovi, dona loro il coraggio di Pietro, concedi loro lo zelo apostolico di Paolo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i missionari e i catechisti, guida chi annuncia il Vangelo oggi, proteggi chi soffre per la fede, rendi la loro testimonianza forte e credibile. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti e le nazioni, ispirali a vie di pace e giustizia, fa che promuovano sempre la dignità umana, sana le divisioni tra i popoli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per Don Egidio, nel suo 60° anniversario di sacerdozio, ti ringraziamo per il suo ministero e ciò che ha donato alla nostra comunità. Ricompensa la sua fedeltà e il suo amore. Donagli ancora salute, gioia e vigore spirituale. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità parrocchiale, rendici saldi nella fede come Pietro, spingici ad accogliere tutti come Paolo, fa di noi veri testimoni del risorto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede degli Apostoli, accogli le suppliche di questa tua famiglia, sostienici nel cammino della vita e custodisci sempre i tuoi ministri, per Cristo nostro Signore. Amen. Profumo di letizia, per fare un solo vino.
Santo sei tu, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. La preghiera di Santi Apostoli accompagna, Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea che costruì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il maestro e dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Hosanna
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i santi Pietro e Paolo, i gloriosi martiri, San Tiziano, il Beato Luciani e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria
per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito che il Signore ci ha donato nel battesimo, illuminati dalla parola del Vangelo, insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma guarda la fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con te, grazie sai. Dan fatto top per noi, se la fai bisogno. È troppo piccolo questo. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non son degno di partecipare, ma di soltanto una parola, io sarò salvato.
Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel tuo amore un cuore solo e un'anima sola. Per Cristo nostro Signore. Prima di ricevere da te la benedizione del Signore, volevamo darti un pensiero, ringraziarti. Allora andiamo davanti, così vedono. Sì, dai, coraggio. Carissimo Don Egidio, con grande gioia e profonda riconoscenza, la comunità dei Santi Pietro e Paolo si unisce per festeggiare con te il meraviglioso traguardo dei tuoi 60 anni di sacerdozio. 60 anni vissuti al servizio del Signore e delle persone. Sono una testimonianza preziosa di fede, amore e dedizione. In questo giorno di festa vogliamo ringraziare Dio per il dono della tua vocazione e per tutto il bene che con semplicità e generosità hai seminato nel corso degli anni. Grazie per il tempo, le energie e il cuore che hai dedicato alla nostra parrocchia. Con la tua presenza hai accompagnato momenti importanti della vita di tante persone, condividendo gioie e fatiche, offrendo ascolto, conforto e lasciando in moltissime persone ricordi indelebili. Un grazie particolare per aver dato vita all'oratorio La Tenda, un sogno diventato realtà che continua sempre più a essere casa accogliente per bambini, ragazzi, giovani e famiglie. Attraverso questa tua intuizione, molte persone hanno trovato un luogo in cui crescere, incontrarsi e sentirsi parte viva di una comunità. Ti doniamo, come segno di sincero affetto e gratitudine, questa icona della Madonna della Tenerezza, scritta da Nicla De Polo, con l'augurio che la Vergine Maria accompagni sempre il tuo cammino e che il Signore continui a sostenere ogni tuo passo, circondato dall'affetto di tutte le persone che ti vogliono bene. Che questa ricorrenza sia per te motivo di gioia e di soddisfazione per tutto il bene compiuto e per quello che ancora saprai donare. Buon anniversario, Don Egidio. Abbiamo la fortuna di avere Nicla qui in chiesa con noi questa sera, ma la spiegazione la trovi anche dentro qua. È tutto dentro qua, dopo te la leggi con calma, perché ogni icona scritta, Nicla scrive anche la sua spiegazione e la sua preghiera. Quindi grazie Nicla, ecco, per averci aiutato a dare un omaggio a Don Egidio intanto. Ecco. Grazie di cuore. Spero che in questi 60 anni abbia imparato qualche cosa per i prossimi 60 anni. Comunque, non mettiamo limiti alla provvidenza. Venire a trovarvi e vedervi è sempre una bella cosa, un gran piacere. E grazie Davide che mi ha invitato. Quando ho saputo che Davide veniva qua, ho detto, sono contento. Non lo conosco tanto, ma basta guardarlo. Tanti auguri Davide, auguri a tutta la comunità, i cantori, vedo numerosi, per far crescere ecco, questa realtà. Io sono stato qui nel 1965 con Papa Luciani a benedire la pietra, la prima pietra di questa chiesa. E se volete controllare i registri è proprio così, c'è una foto.
Bene, allora chiediamo al Signore. Sì, grazie Don Egidio, rinnovo il mio grazie che in questi giorni è stato forse un po' sotto le righe, ma un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito perché queste due celebrazioni di ieri e di oggi abbiano avuto questa solennità, a tutti coloro che hanno contribuito anche alla festa ben riuscita di ieri, sia ieri mattina, ieri con il pranzo, ieri sera poi e nel pomeriggio, dai più giovani ai meno giovani, che si sono messi a servizio della comunità affinché questo potesse avvenire. Quindi grazie di cuore perché, come hai detto tu nell'omelia, Don Egidio, la comunità è stretta attorno all'altare, no? Ecco, allora ringraziamo il Signore perché ci dona ancora di ritrovarci e sempre di più, speriamo, nella comunione e per il Signore, perché l'unico scopo, come ci ha detto Don Egidio, è ritrovarci in comunità per il Signore. Quindi grazie davvero a tutti e per noi Don Egidio dopo continua la festa, perché oggi volontari facciamo un po' di festa insieme con chi ha... Che faccia festa. E allora anche tu sei tra questi. Grazie. Ecco. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente che ha affondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione. Dio che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo i fratelli. Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedano per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Grazie a Dio. Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi, tutti ci ritroveremo dove sei. Quando in cielo i santi tuoi arriverà.